C'è qualche più e anche qualche più, diciamo, pesante, perché insomma abbiamo chiuso il primo trimestre con una bella doppia cifra, quindi un più 11% di produzione industriale, e quindi questo penso sia questo molto importante. Una crescita della produzione, quella del manifatturiero di Treviso e Padova, trascinata soprattutto dall'export più 5,9 e da un ritorno del fatturato interno più 12,5%. Gli ordini in Italia e oltre confine sono infatti cresciuti di quasi il 19%, un quadro di ritorno alla normalità e quindi ai livelli industriali pre-Covid, su cui grava però il rialzo dei prezzi delle materie prime. Ed è un tema sicuramente difficile da affrontare, e chiaramente a chi è andata addirittura peggio anche degli shortage, quindi il non arrivare delle materie prime o semilavorati, e quindi dover anche in alcuni casi fermare la produzione, che in un contesto del genere, dove il portafoglio ordini è un portafoglio ordini che sta crescendo, è un rallentare la ripresa e un mettere in difficoltà le aziende. Prevale però la fiducia, soprattutto se si guarda al ritorno del Veneto in bianco e più in generale a una campagna vaccinale che procede non solo in Italia ma in tutti i principali mercati di riferimento, Stati Uniti in primis. Incoraggianti anche i dati sull'occupazione, con un più 1,3% nel trimestre e prospettive di tenuta e ripartenza nei prossimi 6 mesi. Bene anche la prospettiva del PNR, partita che per Assindustria deve poggiare su infrastrutture, transizione ecologica e 4.0, ma prima resta il problema di sempre. Deve esserci anche però una transizione burocratica e normativa che deve essere snellita, perché sennò al 2026 con tutte quelle cose da fare non ci arriviamo.